Bella Ju, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, nell'ultima puntata abbiamo pareggiato contro un'Austria che ci ha messo leggermente in difficoltà, ma che in realtà non era così forte. Fortunatamente una magia di Zielinski ci salva il culo all'ultimo secondo. Andatevela a vedere, io è stato un gol pazzesco. Adesso vediamo contro chi dovremo affrontare per cercare di prenderci questa santissima seconda vittoria in Divisione 5 che sta diventando un po' un tabù. Siamo alla quarta partita, abbiamo guadagnato 4 punti fino ad ora, che non sono pochissimi, ma mi piacerebbe fare in questa puntata uno scatto verso i 7 punti, non sarebbe male, anche perché ne mancano 9 per arrivare alla promozione in Divisione 4. L'avversario è stato trovato, forse, vediamo, sì. Napoli-Argentina, continuano le nazionali. Dopo l'Austria becchiamo l'Argentina, giochiamo ancora in casa, hanno Guardiol, ok. Io intanto devo vedere, però ho fatto la divisa io, perché non riesco a capire se quella del Napoli nuova l'hanno messa o meno. Osimhen a terra, ma perché ogni tanto sta a terra io? Vabbè, ragazzi, partita senza Osimhen, gioca il Ciolito, Rachmani pure sta a terra, gioca Juan Jesus al fianco di Ostigard e va bene così. Gli altri sono tutto ok, fortunatamente. L'avversario non mi interessa stavolta e si vola, si comincia subito. Il Ciolito, vediamo se ci fa sempre sognare come tutte le altre volte che ha sostituito Osi. Vediamo. La partita che vi presentiamo non ha probabilmente la si parte Napoli-Argentina, come sta scritto lì. Ma l'orgoglio è un sentimento ben presente in questo sport. Simeone muove la prima palla, Lobo. Zielinski palla per Mario Rui, attenzione Mario Rui, vede Simeone, viene anticipato, attenzione Giannino Simeone, Ciolito, recupera palla, va dietro verso Kvaratskhelia, dentro per Anghissà. Pazzescazione, abbiamo iniziato bene. Iniziamo davvero bene, grande Ciolito, grande Kvara, bell'inserimento di Anghissà. Riparte l'Argentina, ma Lobo fa un bel break a centrocampo, Kvaratskhelia prende palla e prova ad andare da Lozano che prova in anticipato, riparte l'Argentina, attenzione, Di Lorenzo in chiusura, Lobotka ancora bel break a centrocampo, porca troia, anticipato Simeone, Lobo prova a chiudere a centrocampo ancora, grandissimo Lobotka che ha iniziato veramente on fire. Attenzione, Simeone ancora, brutta palla persa a centrocampo, il Ciolito deve stare attento e poi Anghissà voleva andare presumibilmente dal Ciuchi, ma niente da fare. Attenzione Simeone, se la cavano qui, non perdono nemmeno palla, è incredibile, non perdono nemmeno palla. Attenzione Lozano ancora, non riesce a recuperare palla, fanno girare bene la palla sti bastardi. Attenzione, Lobotka, ci fanno girare un po' in tondo e poi il maestro mette tutti a tacere. Lobotka, Simeone ancora anticipato da Guardiol, d'altronde Guardiol non è proprio l'ultimo dei difensori. Meret recupera palla e l'appoggia questa volta corta da Mario Rui, puttanata di Mario Rui, attenzione, e poi Juan Jesus ci mette una pezza e poi Mario Rui questa volta prova ad andare lungo ma la mette fuori. Un po' di errori in questa fase. Attenzione Lobo in pressing, recupera palla, la perde, perfetto. Zielinski, pressing di Zielo che recupera palla, Zielinski dentro per Kvaratskhelia, se ne va Kvara, a campo Kvara, attenzione Kvara prova ad andare dentro, che cosa ha preso Guardiol ragazzi, no, chi era il difensore, porca puttana, cioè Osimhen era da solo davanti alla porta, vabbè. Attenzione Anghissà, proviamo ad andare in pressing, niente da fare. Ciuchi Lozano anche prova a pressare, riescono a far girare bene la palla Zielo, Juan Jesus. Attenzione Anghissà, fantastico recupero di Anghissà che può far correre il Ciuchi Lozano sulla fascia, se ne va Lozano, rientra Lozano, il cross di Lozano, c'è Simeone, niente ancora Kvaratskhelia.
la stoppa ma non riesce a tirare. Peccato raga, peccato. Break di Giannino Di Lorenzo, sbaglia il passaggio, volevo andare dal Sciolito. Recupera Anghissà e poi Lobo ancora che ci mette una pezza. Anghissà, errore, brutto errore qui a centrocampo ragazzi, non va bene. Mamma mia Lewandowski. Porca puttana Lewandowski. Meret, prova il rilancio lungo verso il Sciolito che spizza verso Anghissà che fa correre il Sciuchi, anticipato il difensore però. Attenzione ancora Zielinski, fa correre qui Kvaratskhelia che tira! Pazzesco gol di Kvara che sfonda la porta dopo un assist di Zielu. Pazzesco Kvara come sempre, effetto Kvara ragazzi. 1-0 Napoli, proviamo a mettere un po' più in discesa questa partita. Attenzione Lozano, prova a recuperare palla, non ci riesce. Anghissà, niente da fare. Ostigard, chiudiamo bene. Qui Anghissà la dà a Lobotka, palla per Zielinski che prova a far correre il Sciuchi in profondità, anticipato però dal difensore. Zielinski recupera un'altra palla e la dà al Sciuchi Lozano. Questa volta la palla a Lozano gli arriva, dribbling di Lozano, palla dentro per Zielinski che classe in mezzo, c'è Kvaratskhelia per la doppietta e si vola ragazzi, cazzo, doppietta di Kvara, questa volta di testa, azione pazzesca, spaventosamente bella, effetto Kvara ragazzi, effetto Kvara, doppietta e 2-0 Napoli. Lobotka prova ad andare in profondità verso il Sciolito Simeone che si fa anticipare. Sciolito, attenzione al portiere. Attenzione l'Argentina, prova a imbastire qualcosa, il maestro chiude tutto e palla per Kvaratskhelia, si gira Simeone che la dà a Lozano che l'appoggia ad Anghissà, la parata, erroraccio di Anghissà qui, peccato. Attenzione, peccato, potevamo virtualmente cominciare a chiuderla praticamente. Simeone prova ad andare dentro da Kvaratskhelia, era una bella idea, niente da fare. Mario Rui, attenzione Lobotka, poi Mario Rui dentro da Kvara che appoggia Zielinski prova ad andare dentro da Anghissà, peccato, recupera palla Lozano, palla per Di Lorenzo, fermato Giannino Di Lorenzo. Ostigard prova ad andare a chiudere, Mario Rui, grandissimo intercetto, palla per Zielinski, scende Zielinski appoggia a Mario Rui ancora, Mario Rui da Kvaratskhelia entra in area, Kvaratskhelia il cross, la palla verso nessuno purtroppo. Di Lorenzo, erroraccio su Lewandowski, Ostigard verso Meret che la lancia lunga e finisce il primo tempo con un 2-0 firmato Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha fatto impazzire l'Argentina, 2-0. Cambio di giocatori. Si riparte raga, un po' distratto al telefono, molto male. Attenzione il Sciuchi, Simeone, proviamo a chiudere, fare un break a centrocampo che potrebbe permetterci il contropiede, ma bastisce bene l'Argentina. Giannino Di Lorenzo però recupera tutto e poi a Juan Jesus, ancora Di Lorenzo, si gira Simeone dall'altro lato. Stiamo facendo una serie di cagate, porca puttana maiala. Lobotka però va da maestro Mario Rui prova a darla a Zielinski, non so perché la palla era diretta a Simeone. Attenzione il Sciolito vede in profondità Lozano, la palla non gli arriva. Anghissà, break pazzesco di Anghissà e adesso va dentro da Lozano che si ferma, Lozano, il cross in mezzo, c'è Simeone, niente da fare. Lobo, Anghissà, Lozano, Giannino Di Lorenzo, appoggia e poi c'è Anghissà che incredibilmente segna il 3-0. Frank Zambo Anghissà dopo un'azione molto confusa, segna il 3-0 e abbandona il nostro avversario e noi ci becchiamo questa vittoria 3-0
senza nemmeno chiudere la partita, ragazzi. E ci fa piacere, ci fa guadagnare un po' di tempo. Bene, 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 bene. Attendiamo la conferma che ha abbandonato la partita. Bene. Bene ragazzi, ci guadagniamo questi 3 punti alla grande, siamo arrivati a 7 punti, ne mancano, sono una capra in matematica ragazzi, ne mancano 6 per guadagnarci la divisione 4 e bene così io alla prossima puntata proveremo a raggiungere i 10 punti e a fare un'altra vittoria.